Quando la sanità diventa una piazza d'armi. Dopo lo scontro sui vaccini, oggi il governo torna a sfidare il Veneto. Con un colpo di scena che potrebbe sembrare un'incursione politica, arriva addirittura a inviare i carabinieri del NAS negli uffici della regione. Ma andiamo con ordine. Secondo il ministro Beatrice Lorenzin, la plasmaferesi, terapia utilizzata dalla regione Veneto per ridurre la presenza di PFAS nel sangue dei cittadini della zona rossa, non ha evidenze scientifiche, anzi è addirittura fortemente sconsigliata. Al ministro però rispondono direttamente i dati che in Veneto parlano decisamente chiaro. Sono state trattate 70 persone, abbiamo visto che queste 70 persone dopo soli 4 trattamenti hanno un calo del 40% dei FAS nel sangue. Insomma, la plasmaferesi a quanto pare funziona. Una risposta diretta al ministro Lorenzin, che poche ore prima aveva tirato una vera e propria bordata alla sanità veneta, sostenendo che non è responsabile proporre questo trattamento, soprattutto sui bambini, senza una sperimentazione per verificare se è utile, quali effetti produce e se davvero valga la pena investire milioni di euro senza dati chiari, precisando che il ministero non è mai stato formalmente interessato dalla regione, ma anche su questo, con tutto il rispetto, c'è da discutere. È stato informato regolarmente il Ministero, è stato informato regolarmente l'Istituto Superiore di Sanità, il Ministero ci ha pure finanziato con 2 milioni di euro questa procedura. È una procedura che è prevista da un decreto ministeriale della Lorenzin del 2015, viene usata almeno 50.000 volte in Veneto ogni anno sui donatori di sangue per prelevare l'albumina, quindi non è una terapia sperimentale. Comunque nessuna plasmaferesi è stata fatta sui bambini. Capito? Ora però la Regione Veneto sospende il trattamento. Adesso la sospendiamo in attesa che la ministra ci dica quali sono le sue obiezioni. E proprio mentre a Padova il direttore della sanità veneta, Domenico Mantoan, rilasciava queste dichiarazioni, a Venezia arrivavano i carabinieri del NAS, inviati dal ministro. E attenzione, tutto accade nel Veneto dove la sanità è un'eccellenza, nel Veneto che chiede le 23 autonomie, tra cui proprio la sanità. Ma questo ovviamente è solo un caso.